Assessore Marin, intanto complimenti perché arriva a Montebelluna un'iniziativa veramente grande. Lei ha sottolineato giustamente il fatto che Montebelluna ha delle ottime palestre, degli ottimi impianti sportivi dove si possono disputare queste iniziative. Sì, a Montebelluna fortunatamente abbiamo tante strutture sportive, abbiamo tanti giovani, come ricordava anche il sindaco, siamo secondi a Treviso come associazioni sportive, 129. Credo che Montebelluna abbia l'onore e anche l'onere di presentare qui nella nostra città degli grandi eventi. Il sindaco diceva softball, scacchi, pallavolo, basket, calcio, davvero Montebelluna con i giovani e come amministrazione, avendo anche le politiche giovanili, non solo dello sport, cerco davvero di entrare con loro nella nostra comunità e farli entrare loro assieme con noi, che dico sempre, ci sono sempre. Le hanno fatto i complimenti per il lavoro e lei ha girato i complimenti anche, è logicissimo, se si può dire, ai volontari. Beh, assolutamente, le associazioni, se non ci fossero i volontari non esisterebbero le associazioni, persone che donano il loro tempo e il tempo non torna mai indietro, quindi una parte importante della loro vita qui all'interno della nostra comunità. Un ringraziamento a tutte le associazioni sportive per quello che fanno con i nostri giovani a livello sì fisico ma anche mentale. Poi i giovani nello sport troveranno tutti i valori, il sacrificio, la disponibilità di lavorare in squadra, il saper comunque lavorare anche per gli altri. Sarà sicuramente un trionfo questo evento a Montebelluna. Assessore, mi diceva che il pallone questo non lo conosce tanto, però conosceva quello del calcio. Sì, allora io ho giocato solo a calcio, sono arrivato in eccellenza, non è tanto, però con il pallone ci giocavo davvero bene. Però ho detto anche prima, un tiro da tre lunedì, quando inizierà il 4 maggio, lo vorrei fare, ma rifaccio canestro al primo volta, quindi sarà un trionfo anche per me. Non so se ci riuscirò ovviamente. Grazie ancora, vorrei fare anche un ringraziamento a BCA, Sport Events, nella figura di Francesco Marchesin, che in tanti mesi, perché non ci vuole poco tempo per organizzare queste cose. Montebelluna, quando me l'ha detto, che ho chiesto al sindaco mi ha detto si fa. Quindi viva lo sport, viva Montebelluna e viva Junior NBA School.